Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina qui con noi abbiamo la vicepresidente della Regione Veneto. Do il buongiorno e benvenuta a Elisa De Berti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vicepresidente, ma anche tante deleghe di assessorati pesanti. Iniziamo con le infrastrutture, ma non solo, anche le questioni legali, se non sbaglio. Sì, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, navigazione interna, portuale, le IPA, affari legislativi e avvocatura. Insomma, E la mobilità sostenibile. Insomma, non a caso vicepresidente. Sì, diciamo che rispetto alle deleghe dello scorso mandato il Presidente mi ha fatto il regalo di darmi sia l'avvocatura che gli affari legislativi e poi anche la delega della vicepresidenza, che io ho sempre vissuto come una grande responsabilità, non tanto per essere vicepresidente di una regione, ma per essere vicepresidente di Luca Zaia, che non è facile. Perché bisogna stare sempre un po' sull'attenti. No, però io sono consapevole, già essere un assessore della giunta hai comunque delle responsabilità, essere vicepresidente vuol dire che tutto quello che tu fai, nel bene o nel male, si può ripercuotere nei confronti del presidente, quindi considerando che io comunque ho sempre avuto un carattere molto ribelle, diciamo che in questi 10 anni ho lavorato molto su me stessa. Beh, però forse è anche utile, no? Essere vicina a una figura che in qualche modo istituisce un rapporto dialettico, costruttivo. Diciamo che io in questi 10 anni una cosa riconosco, il Presidente non dà mai consigli per nulla, cioè di solito io ho imparato fin dalla prima giunta, quando lui ti dice qualcosa e ti lancia un messaggio, c'è sempre il suo perché e molto probabilmente lui semplicemente ci sono delle situazioni che ha vissuto molto prima di noi e quindi sa già come funziona. E vivere, diciamo, e fare questa esperienza amministrativa con lui come presidente che ha guidato questa giunta ha messo anche noi nelle condizioni, ma non solo me, anche i colleghi assessori, di crescere molto sicuramente. Una squadra, però nello specifico lei insomma, si è dovuta occupare di fascicoli piuttosto spinosi. Iniziamo con la Pedemontana. A che punto siamo? Si dice, no, adesso la Pedemontana è stata ultimata, la prospettiva di restituirla allo Stato. Allora, diciamo che la Pedemontana, il periodo più brutto è passato. Io arrivo in regione che c'erano gli espropri da pagare, 336 milioni di euro di espropriati da pagare, una bancabilità che non c'era, una situazione sostanzialmente complicata e che in quel momento non sapevamo come riuscire a sbloccarla. Io arrivo in regione che era commissariata, c'era il commissario governativo che era l'ingegner Vernizzi e quindi bene o male come regione diciamo che aveva lui in mano la Pedemontana, però di fatto era un'infrastruttura di competenza regionale e quindi una soluzione andava trovata. La soluzione con il Ministero allora non la trovammo, nel senso che il Ministero, a differenza di altre infrastrutture a livello nazionale, nella stessa condizione della Pedemontana, faccio un esempio a caso la Ragusa-Catania, con un progetto che non stava in piedi e non era bancabile, lo Stato qualche anno dopo se l'è preso in carico. Nel caso della Pedemontana hanno fatto qualcosa che andava oltre al contrario, però hanno tolto il commissario, hanno fatto diventare l'opera che in quel momento era la più importante a livello nazionale a gestione ordinaria della regione. Tenete presente che gestire un'opera di quel calibro a livello regionale, cioè noi, anche perché è successo tutto di punto in bianco, nell'arco di 10 giorni hanno detto vi togliamo il commissario, abbiamo dovuto organizzarci. Abbiamo preso la situazione a quattro mani, analizzata per cercare di capire quale poteva essere la soluzione, sia nel fare marcia indietro che nel trovare una soluzione per sbloccare il finanziamento. Fare marcia indietro non era possibile perché c'era il 70% degli sbancamenti già fatti, quindi di fatto il territorio era già sventrato e in quel momento la normativa del codice appalti era completamente diversa da oggi. Oggi tu senza la bancabilità dell'opera non inizi il cantiere. Allora purtroppo la legge lo permetteva. Il 30% dei lavori era iniziato
Il contributo pubblico era stato erogato completamente, quindi 600 milioni, quindi noi se bloccavamo tutto dovevamo ripristinare lo stato dell'arte, quindi cucire, diciamo curare la ferita nel territorio, restituire, perché non credo che il privato avrebbe restituito i 600 milioni, ma sarebbe iniziato un contenzioso. Di fatto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato il TAC, che è il terzo atto convenzionale, la Pedemontana, la gestione in quel momento per i 39 anni costava 22 miliardi, non 12. Facendo il TAC abbiamo praticamente tolto più di 9 miliardi di euro dalla gestione complessiva della Pedemontana, gestione, manutenzione, costo del denaro, costruzione. Nei 39 anni l'abbiamo portata a 12 miliardi. Però resta un onere pesante, se non sbaglio, Allora, si andrà a pari tra 9 anni. Ma posso dirvi, cioè, se io faccio un conteggio praticamente, un'opera come la Pedemontana ad oggi, lasciamo stare quello che ci costa, possiamo dire che è un'opera utile, possiamo dire che è un'opera che serviva al territorio. Dell'afflusso, se non sbaglio. Sì, no, ma Poi i flussi di traffico sono aumentati. E avete anche il programma delle agevolazioni per i residenti. Cioè il traffico pesante è più alto di quello che era stato previsto, manca un po' di traffico leggero. Quindi di fatto oggi la Pedemontana è un'opera che assolutamente al territorio serviva. Alla regione costa 30 milioni all'anno, avendola fatta in project, ok? Se io l'avessi fatta direttamente, l'avessi fatta con un finanziamento, mi sarebbe costata 200 milioni all'anno per tutti gli anni, per i 39 anni. Quindi in proporzione. Ma però in proporzione 30 milioni, un'opera di questo tipo non sono, cioè non è che i conti della regione saltano con i 30 milioni per 10 anni, sicuramente era l'unico modo per poter avere un'opera di questo tipo sul territorio che era necessario, anche perché è un corridoio alternativo alla 4 che sappiamo essere intasata e con incidenti costanti. La tariffa, il pedaggio è un problema, perché comunque sappiamo che è alta, ma è normale nelle infrastrutture nuove. Abbiamo fatto questa proposta di agevolazione del 60% per tutti entro i 25 km all'interno della Pedemontana per chi è dotato di telepedaggio. Chi è dotato di telepedaggio semplicemente perché optando per il telepedaggio abbiamo potuto arrivare fino al 60% di sconto, perché alla fine costi di gestione, diciamo, dell'agevolazione sono davvero limitati, perché sono più che altro automatici e entro metà marzo sostanzialmente inizieranno. E potrebbe ritornare ad essere gestione statale? Allora, quello della gestione considerando statale, anche il ministro Salvini, insomma, che è ministro alleato. Allora, diciamo che si va ad incastrare sulla progettualità che noi abbiamo sulle concessioni autostradali. Quindi la holding con la CAV eventualmente prendere la Brescia-Padova in gestione. Sì, allora di fatto che cosa succede? La Pedemontana è un corridoio alternativo alla Brescia-Padova, non alla Brescia-Padova intesa come Brescia-Padova, ma alla Montecchio-Venezia. Quindi okay? quella frazione cioè quella parte di infrastruttura, dove tu hai la Brescia-Padova comunque che è, ma anche la Padova-Venezia che è satura, ha bisogno di un potenziamento infrastrutturale. Dovremmo fare la quarta corsia che al di là che costa una follia, però diventa difficile da poter realizzare, perché per dire a Verona devi spostare la tangenziale, cioè a Vicenza hanno già iniziato ad alzare gli scudi. Ovviamente la Pedemontana diventa un corridoio alternativo alla A4. Come la Prebremi a È la Milano. stessa, il concetto è lo stesso di fatto, però qual è che anche la Brebemi per lo stesso motivo non costituisce un'alternativa, perché la Brescia-Padova costa niente, perché è stata costruita di fatto 75 anni fa, quindi già ammortizzato tutti gli investimenti. La Pedemontana, il pedaggio è più alto. Se io ho una gestione unica delle infrastrutture dove c'è un unico ente che ha voce in capitolo sul pedaggi, al di là dell'arte, al di là delle autorizzazioni e tutto, io posso fare una politica di fatto di tariffe più contenute. Ma sì, anche perché voi immaginatevi uno che arriva a Montecchio per andare a Venezia in orario di punta, se prendere la Montecchio-Venezia o prendere la Pedemontana costasse la stessa cosa, secondo voi quanta gente
si sposterebbe dalla 4 per andare in Pedemontana, e quindi la 4 ha un problema di saturazione, quindi non bisogna, perché in prospettiva il traffico aumenterà, è satura e ha bisogno di essere messa in sicurezza. L'unico modo per fare questa politica è sfruttare la Pedemontana. Allora, o la Brescia-Padova viene a noi, o la Pedemontana va allo Stato. Se chiedete a me cosa preferisco che la Brescia-Padova venga a noi, ci teniamo la Pedemontana e gestiamo il tutto in una politica sinergica. Unica. Però la Pedemontana, lo Stato, quando il Ministero ha fatto il ragionamento di prenderla, era proprio perché sulla A4 sono loro di fatto i concedenti, sulla Pedemontana siamo noi, quindi comunque in una gestione unica devi sempre ragionare. Loro hanno detto prendiamo la Pedemontana, comunque la concessione della Brescia-Padova la possono lo stesso dare a noi, loro sono concedenti della Brescia-Padova, diventano concedenti della Pedemontana, la politica tariffaria la fanno loro. Ci sono state le alzate di scudo, secondo me non era sbagliato come principio, sono state le alzate di scudo perché? Perché negli anni comunque tu associ la parola Pedemontana a qualcosa di negativo, ne è sempre stato parlato quindi male. Quindi c'è un'immagine proprio che è un'evocativa secondo negativa. Me sì, perché io che l'ho vista, l'ho vissuta, e il TAC insomma dal 2015, cioè non è... Certo, le tariffe magari di oggi non aiutano a cambiare un po' questa posizione, anche se i commenti sono che effettivamente è un'arteria che facilita, e non ho sentito nessuno che si è lamentato in qualità serve. della funzionalità, si è lamentato certo. magari delle tariffe che Poi tenete presente che nel TAC che noi abbiamo fatto nel 2017, togliendo le agevolazioni che non erano previste per i 36 comuni attraversati dalla Pedemontana, ma erano previste per 75 comuni, e non erano esenzioni a vita, erano esenzioni limitate per, non mi ricordo più se 5 o 7 anni, per i neopatentati e per gli ultra 65 anni, quindi anche una cosa difficile da applicare, però il fatto di aver tolto le esenzioni ha permesso di abbassare del 30% la tariffa, perché sarebbe stata del 30% più alta. Insomma, lei è un bel da fare, è molto precisa anche in No, più che altro perché alla fine la Pedemontana tutti... no, diciamo che quei mesi me la sognavo di notte, perché tra consulenti, carte, analisi, relazioni, l'abbiamo sostanzialmente studiata nei minimi dettagli, ma proprio perché era una decisione importante da prendere. A proposito di levata di scudi, perché il tempo della nostra conversazione corre, la TAV. Sì. Lì a che punto siamo? No, allora la TAV di fatto corre lungo i binari della... Tutti d'accordo? Tutti? Allora, siamo arrivati a finanziarla fino all'attraversamento di Vicenza, poi insomma la cantierizzazione servirà tanta pazienza da parte dei cittadini, però una volta passata questa fase sicuramente nei trasporti se ne trarrà beneficio. Stiamo aspettando che RFI definisca con Vicenza l'uscita ad est dalla città, come farla, quale opzione scegliere, e confido insomma che presto il Ministero finanzierà anche la Vicenza-Padova, però dobbiamo arrivare velocemente a Padova, perché se il tunnel di base del Brennero entrerà in funzione nel 2032, molto probabilmente non arriveremo in tempo con la TAV, anche se il sindaco Giordani mi sgrida quando dico questo, però non arriveremo in tempo con la TAV a Padova, però non ci possiamo più permettere di perdere tempo e dobbiamo correre, perché il Veneto ha bisogno dell'alta velocità, alta capacità. Per quanto riguarda il Brennero invece? Per quanto riguarda il Brennero, noi abbiamo di fatto il quarto lotto, che è l'ingresso a nord di Verona, che deve essere finanziato, anche quello da solo cuba circa 1 miliardo di euro. Tenete presente che la Vicenza-Padova sono 3 miliardi, la Vicenza-Padova più il rifacimento del PRG della stazione di Padova, che è un altro miliardo. Un altro miliardo si aggiunge all'ingresso a nord di Verona, anche quello, il progetto di fattibilità tecnico-economico è fatto, manca il finanziamento, quindi diciamo che siamo quasi pronti per poter aspettare a braccia aperte 5 miliardi di investimento per l'alta velocità che mancano.
Mi sposto verso il mare, Romea Commerciale, quella che non è più poi Romea No, Commerciale. allora non la chiamo nuova... Romea Commerciale perché anche quella porta ad un evocativa. pensiero negativo, La nuova la Romea. sì, la variante alla Romea. Noi Eh. abbiamo già fatto degli incontri a novembre, fine novembre, con tutti i sindaci interessati da un ampio territorio, cioè non mi sono limitata ai sindaci attraversati dall'attuale Romea, ma sono entrata bene nell'entroterra. Sono venute fuori dei buoni consigli, dei opinioni, insomma c'è stato uno scambio, abbiamo chiesto ad ANAS di fare analisi di flussi di traffico per capire i camion che viaggiano sulla Romea dove vanno, da dove arrivano e dove vanno, perché capire il traffico pesante dove va e da dove arriva ci permette di Anche capire di- quale che può tipo essere di tracciato. Sì, perché altrimenti cioè, Se si rischiamo va non possiamo andare a caso. No. So che sono quasi pronti con le analisi che abbiamo fatto e adesso non dico nel mese di marzo, ma tra marzo e aprile riconvocherò tutti i sindaci per presentare l'esito dello studio del traffico, perché a me piacerebbe entro la fine del mandato aver individuato un tracciato possibile su cui ANAS può lavorare per sviluppare lo studio di fattibilità che ha avuto l'incarico dal ministro. La via del mare, poi soprattutto lei che si occupa di infrastrutture, quindi ha a che fare inevitabilmente con i comitati, inevitabilmente nessuno vuole che il territorio sia sventrato, però è sempre la solita dicotomia, no? Scegliere la funzionalità, la necessità o la salvaguardia in toto quasi integrale dell'ambiente. Ecco, parlando di via del mare e soprattutto quali sono le difficoltà che si incontrano, proprio come si fa a trovare una soluzione che in qualche modo sia un equo compromesso tra la necessità di muoversi e la salvaguardia dell'ambiente senza consumare ulteriore suolo. Allora, diciamo che la via del mare è l'unica infrastruttura, ecco, del tipo project che io ho gestito sostanzialmente, non dico dall'inizio, ma che nel momento clou mi sono trovata ad impostare il lavoro. Secondo me il compromesso tu lo trovi dal confronto, cioè non c'è niente di più pericoloso per il cittadino di un qualcosa che tu non conosci o di un qualcosa che magari tu non condividi ma non hai potuto dire la tua. Tenete presente che da quando si è sbloccato il project, abbiamo iniziato a discutere del progetto, io ho aperto le porte sia mie del mio ufficio, ma soprattutto della struttura che lavora sul progetto, a chiunque avesse qualcosa da dire, chiunque. Abbiamo fatto anche sono stati fatti più di 80 incontri, abbiamo fatto anche 2 incontri sul territorio, 2 incontri pubblici, uno a Mosile, dove credo di non aver mai preso così tante parole ed è stato un massacro, però ci abbiamo messo la faccia, non era un problema, dopo sapete c'è anche un po' le elezioni, la strumentalizzazione politica, insomma va bene, fa parte del gioco, l'abbiamo fatto, a San Donà è andata molto meglio come serata, però ho praticamente ascoltato tutti, cercato di, l'input alle strutture era quello di cercare di dare soluzioni a tutti i problemi, poi non abbiamo la bacchetta magica, non è che su 10 problemi ne risolviamo 10, però tutti quelli che potevano essere risolti, dovevano essere risolti, perché la cosa che io ho dato l'input ai miei, ho detto 2 cose. Uno, se c'è una casa che deve essere demolita, pensate e agite come se i residenti in quella casa foste voi. Beh, chiaro. Perché questo deve essere l'atteggiamento che deve essere usato. Dall'altra parte cercare di comprimere il più possibile il disagio e l'impatto dell'infrastruttura, tenendo conto che una volta che il progetto viene cantierizzato, io non mi devo trovare nelle condizioni di avere nessuno che viene a farmi un'osservazione sul progetto di un problema che, se fosse stato affrontato, si sarebbe potuta trovare anche una soluzione. Per questo ho aperto, diciamo, l'ascolto a tutti. Poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi ha un approccio ideologico, cioè, per carità, credo che sia normale, però ci siamo confrontati veramente su tutto e più di tutto anche. Al di là di queste opere di cui le ho fatto menzione, ci sono delle opere future oppure
risolte queste, il Veneto per un po' di tempo può stare tranquillo, perché ricordiamo che negli anni 90, quando c'è stato il miracolo del Nord-Est, delle nostre imprese, c'era il problema proprio delle infrastrutture, no? Si diceva la produzione è ottima, ma il camion si ferma appena fuori dall'azienda. Ecco, con questi interventi che sono stati fatti, ci sarebbe ancora qualcosa in programma o un buon risultato? Abbiamo non parliamo di camion, anche se parliamo in alcuni casi anche di camion, l'accessibilità alle zone turistiche è fondamentale migliorarla, perché comunque abbiamo delle criticità e sicuramente vanno potenziate. Secondo me ci sono 2 corridoi, parlo di infrastrutture di interesse regionale, non vado sull'infrastruttura a livello locale. Assolutamente. I 2 corridoi, secondo me, che devono essere presi in mano, messi in sicurezza e creata nel caso di uno l'alternativa, nel caso dell'altro metterli in sicurezza, è una la variante alla Romea e l'altro è la Valsugana a nord di Bassano, perché sono 2 infrastrutture estremamente fragili che hanno bisogno di tanta attenzione. Anche perché non completando la Valdastico, sapete che la Valdastico, insomma, siamo in una fase di stallo, tutti i flussi di traffico sostanzialmente si stanno dal nord, vanno giù per la Valsugana, soprattutto adesso che c'è la Pedemontana, perché prima passavano per Verona e poi si mettono nella Pedemontana. E non essendoci la Valdastico, la Valsugana sta attraendo traffico, quindi se la Valdastico non verrà completata, la Valsugana, soprattutto nella parte a nord, ha bisogno di mettere in sicurezza tutti i fronti della montagna, perché da lì passa ferrovia e anche la statale, e ne abbiamo avuto caparra l'anno scorso in questo periodo che la statale chiusa e anche la ferrovia chiusa ha creato dei problemi notevoli. E poi diceva la variante alla Romea. Sì, la variante alla Romea, che però lì che dicevamo prima. Sono state avviate le consultazioni. Che tempi ci potranno essere per questa variante alla Romea? Dipende dalla volontà politica. Dipende dalla volontà politica, perché se c'è la volontà politica a Roma di portarla avanti velocemente e comunque di considerarla un problema, insomma, quando io sono andata giù a Roma al Ministero dicono che la 103, la statale 103 giù alla Ionica, sostanzialmente, che adesso devono fare la variante, e anche lì sono fior di miliardi, la Romea ha lo stesso identico problema, al nord è speculare di fatto. Però la Romea è un'infrastruttura che non interessa solo il Veneto, interessa anche l'Emilia Romagna. Certo. Devo andare a conoscere l'assessore dell'Emilia Romagna per capire la nuova perché i cambi di amministrazione non aiutano. La nuova amministrazione. Però adesso c'è un ministro che dovrebbe essere favorevole, no? No, ma guardate, in tanti anni che io parlo di variante alla Romea, al ministro Salvini io ho chiesto di inserire i soldi per la progettazione. Non ho fatto nessuna fatica, perché mi ha inserito subito i soldi per la progettazione, ma perché non credo che sia neanche una questione politica di partito, strumentale, è proprio perché funzionale. ha capito che è un problema, insomma, gli articoli di giornale, anche pericolosissima. Gli incidenti non esiste, No. Dopo gli incidenti spesso e volentieri sono causati da comportamenti umani, però è un dato di fatto che è un'infrastruttura. Ci sono i camion, si sorpassa. Ma c'è un'infrastruttura che ha un carico di mezzi pesanti che è eccessivo rispetto a tutta la messa in sicurezza che possiamo fare della Romea, perché il piano di messa in sicurezza continua, ma noi possiamo continuare a metterla in sicurezza, non sarà mai sufficiente. No, e poi comunque non c'è una corsia di emergenza, perché non è che si può fare una cosa sopraelevata sulla laguna. Siamo in chiusura, lei competente, determinata, elementi che le vengono riconosciuti in maniera trasversale. Si dice che potrebbe essere la candidata del centrodestra per le prossime elezioni regionali. Diciamo che leggendo i giornali i candidati sono tanti, Sì, c'è l'imbarazzo. C'è l'imbarazzo della scelta. Però, insomma, il suo nome è uno dei nomi. Allora, io non sono una persona che scalpita, sono una persona che vive molto alla giornata. Non mi considero, diciamo, che c'è chi magari si considera degno, non mi faccio neanche i paranoie su sì, io sono degna, non sono degna. Io sono convinta di una cosa, che la partita, mi rendo conto che siamo rimasti in poco a pensarli, però la partita del limite dei mandati
ai governatori, secondo me non è ancora finita, bisogna aspettare la sentenza Quindi potrebbe esserci un della effetto campagna. sorpresa. Potrebbe esserci, io non lo escludo, quindi insomma chi fa i conti senza l'oste potrebbe rimanerci male. Non lo escludo che ci possa essere un'apertura, vediamo che cosa succederà. E lì è determinante ovvio, poi per sì, la partendo dal prospettiva. presupposto che per come la vedo io non ci dovrebbero essere limiti, punto, posto che anche noi come assessori siamo limitati ai 2 mandati. Però non ci dovrebbe essere limiti per nessuno, perché non può essere considerato un pericolo di costituire centri di potere non gestibili, 15 regioni, 15 governatori e un centinaio di sindaci, e poi tutto il resto è senza limiti e non c'è nessun problema. Le faccio un'ultima domanda. Fratelli d'Italia quindi potrebbe essere disponibile a cedere il Veneto alla Lega? O in qualche modo lo rivendica? No, allora, partendo dal presupposto, per noi è una questione la regione, ma soprattutto anche con la battaglia che abbiamo fatto sull'autonomia che nasce, che è uno dei valori più importanti del Veneto, per noi come Lega è difficile riuscire a cedere la regione, anche perché Zaia, insomma, raccoglie la regione 15 anni fa, che la regione non aveva il peso politico che ha oggi, non aveva l'autorevolezza, non aveva la credibilità, e credo che in questi 10 anni, io parlo di 10 anni che ci sono stata io, nessuno degli assessori, parlo anche di miei colleghi, sia stato sostanzialmente anche solo sospettato di poter aver fatto qualcosa che non andava. Io arrivo in regione nel 2015, insomma nel 2014, il 4 giugno, c'era stato lo scandalo del Mose, quindi molto probabilmente quando ho detto di sì al presidente di andare in regione non ero neanche consapevole a che cosa stavo dicendo di sì, però un po' di inconsapevolezza va bene perché mi ha fatto fare questa esperienza, però credo veramente che la credibilità che Zaia ha dato, ma insieme a tutta la squadra, ma alla giunta, ma anche al consiglio regionale, al Veneto, insomma, siamo una giunta monocolore tranne un assessore, e in questo mandato il consiglio regionale è soprattutto formato da consiglieri Lega. È ovvio che tutti devono avere la dignità di rappresentanza, ci mancherebbe altro, però che la Lega faccia un passo indietro sulla presidenza della regione la vedo difficile, anche perché Zaia quando divenne presidente la Lega non era il primo partito del centrodestra. Però ci sarà una giunta magari un po' più variegata? Sì, ma sicuramente, ma sì, anche perché le percentuali del consenso sono sicuramente modificate, insomma una giunta monocolore Lega credo che sia difficile una che ci sarà giunta più ancora. variegata può essere anche più utile di una monocolore, o un consiglio più No, variegato? allora io ne faccio una questione di persone, io non ne faccio mai una questione Perché di bisogna amministrare. di appartenenza politica. Che ce ne siano 6 dei Fratelli d'Italia, cioè io Forza Italia non la considero, 6 di Fratelli d'Italia e 4 della Lega o viceversa. Non cambia nulla, sono le persone che fanno la differenza, la loro voglia di fare, di far bene, di amministrare e di mettersi in gioco. È come dire tutti quelli della Lega sono bravi e tutti quelli di un altro partito no. No, sappiamo che non funziona così né tra destra né tra sinistra. È la singola persona che fa la differenza, quindi io ne farei più che di un numero di rappresentanza politica, perché poi la rappresentanza politica deve essere anche ben rappresentata se si vogliono avere degli effetti positivi anche sul consenso di ogni singolo partito. Io la ringrazio, quindi niente ancora definito, potrebbe esserci un effetto sorpresa. Secondo me sì. Ecco, io con questa sua valutazione concludiamo questa intervista a Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto. Grazie per averci seguito anche questa mattina, arrivederci.